5, 4, 3, 2. Buonasera a tutti, bentornati. Terza settimana del nuovo palinsesto 2025-2026. Come sapete, queste prime settimane andremo in onda ben 4 volte la settimana, dal lunedì a giovedì, dal lunedì a mercoledì alle 20, confronti classici politici, mentre invece il giovedì l'appuntamento con Giovanni Alotto, che peraltro ha già visto protagonisti anche ad esempio il giovane del Movimento 5 Stelle Sossi proprio giovedì scorso. E proprio oggi abbiamo un autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, storico si può dire nonostante la giovane età, il già consigliere comunale nonché attuale segretario portavoce, vedete voi, provinciale, Paolo Menis. Bentornato Paolo. Ciao, buonasera a tutti, grazie per Cosa l'invito. sei? Portavoce, segretario? Coordinatore Ecco, provinciale, non l'ho diciamo azzeccata. Perfetto. segretario provinciale, dai. Perfetto, non l'ho azzeccata manco una. Benissimo, bene così. E diamo il bentornato al già consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Antonio Lipolis. Ciao Antonio. Ciao a tutti, buona serata. Come stiamo? Tutto bene? Ma abbastanza bene, sì, dai, grazie. E ovviamente è tornato con noi dopo qualche giorno di assenza il nostro buon Stefano Rebec. Ciao Stefano. Ciao Luca, ciao a tutti, bentrovati, buon inizio settimana. Oggi, come sempre, ben 3 trasmissioni per cui vi terremo compagnia fino a circa le 21:30 con tantissimi ospiti, per cui sedetevi sul divano che sarà lunga la serata. Non è una minaccia, però vedete che vi divertirete. Partiamo subito con la prima domanda, Antonio. Parliamo di un tema che da un po' che non trattiamo nei confronti, la questione centri commerciali. Ce ne sono già diversi a Trieste che vanno un po' a corrente alternata, come affluenza e come anche disponibilità di negozi, come occupazione di negozi. Sembrerebbe che nel breve e medio periodo ne aprirà un ulteriore centro commerciale al comprensorio ex Fiera di Montebello. La mia domanda è, Trieste riuscirà ad assorbire tutti questi centri commerciali che ci sono? Ha magari la capienza materiale in termini di, appunto, di popolazione per tenere in vita tutti quei centri commerciali, o cominciano ad essere un po' troppi secondo voi? Antonio, Paolo? Ma io credo che non dobbiamo dirlo noi, cioè lo devono dire quelli che aprono i centri commerciali. Io credo che nessuno fa niente contro il proprio interesse, e quindi se qualcuno ha deciso di investire decine e decine di milioni di euro, io immagino che stiamo parlando del centro commerciale vicino a quello dell'ex Fiera, che è quello che in realtà dovrebbe aprire, non dico prossimamente, ma insomma nei prossimi 2 o 3 anni, cioè non lo so quanto tempo avranno ancora bisogno per mettere a punto le ultime pratiche per insomma partire con i lavori veri e propri. Se il Conad ha interesse ad aprire un centro commerciale a Trieste, ricordiamo che il Conad è il numero 1 adesso per quanto riguarda la distribuzione alimentare in Italia, e ha bisogno di aprire un nuovo, perché loro tra l'altro questi centri commerciali ecco, il discorso sui centri commerciali è molto lungo perché bisogna partire anche da molto lontano. Intanto non ci sono più i negozietti per una serie di vari motivi, anche a me piacerebbero i piccoli negozi di quartiere, tra virgolette, però le abitudini delle persone sono cambiate, le donne spesso e volentieri lavorano, c'è l'abitudine ad andare a fare la spesa in macchina, tutta una serie di cose che hanno portato insomma la grande distribuzione ad entrare prepotentemente nelle nostre città. Questo è il primo aspetto. E sono importanti le quote di mercato, infatti qualcuno si domanda ma perché aprono uno vicino all'altro? Perché loro hanno interesse tra virgolette avere un peso ancora importante nella contrattazione probabilmente dei prezzi anche degli alimenti che vendono, e quindi hanno interesse in qualche maniera a salire in classifica, insomma a sbaragliare il nemico, e quindi si concentrano più o meno tutti nella stessa zona. Questo è un altro aspetto. La fiera è una zona che andrà, doveva essere già riqualificata se non andava male il precedente affare che il Comune di Trieste comunque ha fatto, perché ha incassato più di 10 milioni di euro. Quindi vedete che gli aspetti sono tanti. Io sto cercando di andare veloce, io mi auguro di essere abbastanza chiaro nell'esposizione, però ci sono tanti aspetti. Il mercato è cambiato, la zona va riqualificata, le abitudini delle persone sono diverse da quelle di 30-40 anni fa.
i piccoli commercianti non riescono a più stare sul mercato. Ecco, possiamo parlare 3 ore di questa cosa, però bisognerebbe analizzare punto per punto e vedere in realtà quali sono gli aspetti positivi e negativi che poi ricadono sulla nostra città. Paolo, se non sbaglio, tu eri presente in quel consiglio comunale del cambio del piano regolatore che ha interessato la fiera, o sbaglio? No, ricordi bene. E io invece dico che comune e regione devono interessarsi di come la città cambia e come viene pianificata il cambiamento della città. Io ricordo tra l'altro che la zona dell'ex fiera era un'area pubblica che il comune ha deciso di vendere. Ed è chiaro che quando vendi un'area pubblica fai già una scelta politica, secondo me in quel caso sbagliata, soprattutto perché nella nostra città allora era il 2017, ma diciamo che la procedura era cominciata anche prima, ma anche adesso in quell'area, ma in generale nella nostra città, avremmo invece bisogno non di centri commerciali, ma piuttosto di immobili destinati alla residenza. Tra l'altro ricordo che specificatamente per l'area ex fiera il piano regolatore del 2015 prevedeva un forte sviluppo basandosi sull'interesse pubblico. Per esempio nell'area dell'ex fiera l'edificabilità era prevista su un'area del 35% e di quell'area i volumi edificabili, quasi il 30% era destinata alla residenza, quindi sostanzialmente case per i cittadini. Poi il Comune di Trieste, noi ci siamo battuti contro questa modifica su richiesta dell'imprenditore di MID che ha vinto la gara per acquistare l'area, ha fatto una modifica al piano regolatore, cosa mai vista. Cosa mai vista perché è un piano regolatore generale che tiene conto ovviamente delle varie peculiarità della città, non può essere soggetto a modifiche di destinazione d'uso per un'area così grande. Quindi i problemi là secondo me persistono, poi come diceva Antonio, quell'imprenditore ha avuto una storia abbastanza diciamo tribolata, poi alla fine non ha realizzato quello che doveva realizzare e ha venduto l'area. Probabilmente c'era solo un tentativo di speculazione che è andata male all'imprenditore austriaco, ma al di là di questo dobbiamo ripensare, non possiamo dire ma dipende come andranno gli affari di Conad piuttosto che di un altro marchio. Noi dobbiamo gestire il territorio ed è chiaro che quel tipo di soluzioni commerciali sono troppe per una città come Trieste. Antonio, per la replica. Sì, diciamo che sono discorsi da condividere o da non condividere, sono scelte politiche che possono andare in una direzione o in un'altra. Io la cosa che mi auspico a questo punto è che questo nuovo progetto Conad vada a buon fine, che la zona venga riqualificata, che vengano consegnati a quel rione per esempio centinaia e centinaia di posti auto in modo da alleggerire, tra virgolette, la situazione per quanto riguarda appunto il posteggio delle macchine in quella zona, che poi tra l'altro è una zona dove una volta per esempio io l'ho frequentata parecchio, anche perché ho abitato anche a parte che abito adesso in quella zona lì, ma l'ho frequentata molto e una volta si trovavano molti posteggi in quella zona, oggi come oggi si fa molta fatica anche intorno all'ippodromo, nella piazza prospiciente all'ippodromo, insomma in tutto il vialone. Una volta ce n'erano di posti, oggi non ce ne sono più e se verrà riqualificata come sembra anche la caserma di Via Rossetti, molto probabilmente ci sarà uno stress tra virgolette di automobili e quindi di conseguenza ben vengano nuovi posti macchina che tra l'altro la proprietà del Conad ha promesso al comune di Trieste. Ma al di là di questo aspetto io mi auspico che quella bruttura che è l'ex fiera in un modo o nell'altro, Paolo Menis vede delle abitazioni, a questo punto a me va bene qualsiasi cosa, l'importante è che quella zona torni insomma ad essere una zona
bella da vedere, bella da frequentare e che dia insomma nuova vitalità ad un rione che in questo momento insomma ha delle problematiche, quindi ben venga anche il Conad. Prego Paolo. No, solo per dire che da quanto ne so sul progetto che ha presentato il CONA, che sta presentando il CONA, che tra l'altro è passato il PAC in consiglio comunale, purtroppo spero che poi questo venga modificato, ma allo stato attuale non erano previsti, cioè c'è difficoltà a tenere aperto il parcheggio quando il centro commerciale o il CONA sarà chiuso. Quindi spero che intanto su questo punto ci sia una volontà, visto che comunque la maggioranza di centrodestra ha deciso di andare in quella direzione, almeno che ci sia una volontà comune di tutte le forze politiche per lavorare affinché il parcheggio diventi pubblico almeno di notte, di sera, e sia quindi usufruibile. Poi tra l'altro la carenza di parcheggi in quella zona, anche in Viale d'Annunzio, si è avuto anche in parte dovuto al fatto che per come è stata realizzata quella pista ciclabile alla fine di Viale d'Annunzio ha di fatto portato via alcuni parcheggi, ma non è solo questo, ecco, diciamo il tema principale, come diceva Antonio prima, è anche un'area che è in profonda trasformazione con la caserma di Via Rossetti che ospiterà alcuni istituti di scuola superiore, e quindi per questo è necessario che ci sia una pianificazione di quell'area, una pianificazione urbana e di mobilità, in modo che non si creino, ovviamente si creerà un afflusso veicolare molto, molto forte, no? Perché arriveranno le macchine sia dove c'è la caserma di Via Rossetti, sia nel Conad. Quindi bisognerà ripianificare bene soprattutto l'aspetto traffico. Un minuto Stefano e passiamo al secondo tema. Allora, cercherò di essere breve, ma allora diciamo che i centri commerciali secondo me è da vederli in due modi diversi. Se i centri commerciali fossero del comune, io direi no, è la scelta sbagliata, investiamo in quello che c'è già. Ma questo non è reale, sono proprietà diverse, aziende diverse. Quindi se uno ha in quella modalità modo, soldi, potere di ristrutturarsi e a modernizzarsi e cambiare è un discorso, ma se no quanti aprono? Non dico che possono essere limitati, ma possono essere interessanti, possono anche attirare nuovi imprenditori a modificare ciò che già c'è. Quindi io sono assolutamente a favore di questo centro commerciale, lavoro nei centri commerciali dal 2000, se non sbaglio, o dal 99 forse. Per quanto riguarda poi anche proprio il piano della zona, abbiamo la caserma che sta per diventare una scuola, avere di fronte un centro commerciale così grande, secondo me invece può trasformare completamente il polo. Ho i miei dubbi per quanto riguarda invece i parcheggi notturni, perché la gestione di un parcheggio in un centro commerciale aperto a chiunque diventa secondo me impossibile, può diventare un parcheggio a pagamento, può essere una parte gestita, ho i miei dubbi, però diciamo che riuscire a tenerlo, il Giulia è privato il parcheggio, non sì, lo fa ma il parcheggio entri e utilizzi anche di sera, questo intendo. Sì, perché è indipendente dal centro commerciale. Sì, però puoi accedervi, questo intendo, mentre certo, nella soluzione proposta dal proprietà. CONAS sembra che ci siano delle difficoltà per utilizzare anche in orario notturno questo. Ma di fatti a Giulia, io ci ho lavorato per 10 anni, il centro commerciale Giulia non possiede il parcheggio, sono due entità diverse. Tra l'altro, se non erro, se vado a memoria, mi pare che il corridoio di sia comunale e che di quello che collega le due entità, ma non vorrei dire una baggianata, o lo era in passato, infatti era un po' complicato il tutto. Comunque è un'entità a sé, quindi fa gli orari che vuole, che ritiene, i prezzi che ritiene, poi eventualmente il centro commerciale che fa dei collegamenti, compra delle ore per dare delle promozioni. Comunque io invece sono assolutamente ottimista. E l'ultima frase per quanto riguarda i negozianti, a tutti credo ci piacerebbe avere i piccoli negozi che sognavamo una volta, però secondo me quello che è cambiato è la preparazione dei negozi, nel senso che le aziende investono tanto nella formazione del personale e quindi abbiamo un certo tipo di livello. Nelle botteghe, spesso e volentieri in questi anni, abbiamo i figli dei bottegheri che non hanno la preparazione che avevano i padri, che erano i bottegheri di una volta, preparati, che sapevano stare con le persone. I figli non sempre hanno seguito la stessa strada e quindi è normale che ormai si vada verso grandi catene. Perfetto, passiamo al secondo tema, quindi più strettamente politico. Paolo, iniziamo con te. Ormai insomma mancano meno di 2 anni alle elezioni comunali, cioè dei comunali che saranno storiche da un certo punto di vista perché si voterà de fatto con un nuovo sistema elettorale. C'è una modifica che però diciamo vedremo un po' se quanto o meno farà cambiare tutto
tutto il ragionamento. Quindi lo sbarramento per il ballottaggio che non sarà più 50 più 1, però a questo punto 40% più 1, per cui la coalizione che già raggiungerà il primo turno il 40% avrà già vinto il primo turno, quindi di fatto si va verso l'eliminazione del ballottaggio, in poche parole. Secondo voi chi avvantaggerà questa modifica e cosa cambierà complessivamente nella campagna elettorale, nel rapporto delle coalizioni e proprio in tutto il percorso elettorale? Paolo? Intanto credo sia una modifica, non dico antidemocratica perché ovviamente è stata votata e quindi in sé il provvedimento è democratico, ma la previsione di far eleggere un sindaco con il 40% dei voti dei cittadini che vanno a votare sicuramente fa eleggere una persona che non è rappresentativa ovviamente della maggioranza dei votanti. Già così le percentuali di persone che si recano alle urne, se guardiamo il 2021, era del circa, se non sbaglio, 50%. Quindi il 50% del 50% è il 25%, no? Mentre il 40% del 50% è il 20%. Quindi un elettore su 5, diciamo, vota per il sindaco che viene eletto. Questo, secondo me, andrà alla lunga a peggiorare poi il rapporto tra cittadini e politica e aumenterà la disaffezione. Potrebbe avere l'unico effetto, diciamo, positivo quello di ridurre il numero dei candidati sindaci che negli ultimi anni, parlo per Trieste, comunque è stato un numero molto elevato. Però anche qui dobbiamo fare attenzione perché magari è eccessiva un'offerta di 20 sindaci candidati, ma non vorrei neanche ritrovarmi a scegliere al primo turno fra 2 candidati sindaci, ecco, e parlo come elettore. E quindi complessivamente io penso sia una riforma sbagliata che poi sappiamo benissimo è nata soprattutto in conseguenza del fatto che a Udine la Lega ha perso le elezioni, il centrodestra ha perso le elezioni al secondo turno e quindi diciamo come, non dico ripicca, ma come cercare di mettere dei tamponi è venuta fuori questa riforma, quindi complessivamente la giudico in modo negativo. E la seconda parte della domanda, Paolo, chi sarà Co- com- avvantaggiato? Ma no, non credo nessuno. Ci può essere ovviamente il centrodestra comunque ha sempre proposto un candidato unico, magari con poche, a parte quando nel 11. 2011 si era presentato Antonione con tanti altri candidati. Potrebbe fare in modo che il centrosinistra invece presenti meno candidati, ecco, rispetto al 2021, ma non vedo un vantaggio da una parte o dall'altra perché poi alla fine dipenderà chi saranno le persone candidate. Antonio? Ma allora devo ricordare a Paolo, che però lo sa benissimo, che ci sono tanti sistemi elettorali che prevedono la vittoria anche col 25%, anche col 30%, perché per esempio l'elezione delle regioni, ad esempio, se si presentano 5-6 candidati che in teoria pigliano il 20% ciascuno, uno col 21% in realtà potrebbe vincere e diventare presidente della regione. Quindi non è vero che è una cosa non democratica, ma ci sono tanti sistemi elettorali in tutto il mondo che prevedono che si vince al primo turno, chi prende un voto più dell'altro vince, quindi è così. Questa è una via di mezzo, insomma, tra virgolette, tra un sistema elettorale dove si fa tutto al primo turno e uno col doppio turno alla francese, tra virgolette, dove si rimette tutto in gioco. Chi prende più del 40% vince, come ha detto giustamente Paolo, fa in modo che le coalizioni si rinforzino, insomma, che ci siano meno candidati sindaci. Questo è un bene anche per mettere chiarezza, per portare molto probabilmente anche più persone al voto. Insomma, se io so che ci sono 2 candidati, credo che la situazione sia più appassionante, no? Che
7-8 candidati, magari con qualcuno che non ha chance, però magari la gente non lo sa, dice sono tutti uguali. Insomma, io credo che in questo momento serve chiarezza, serve semplificazione, e questa cosa poi alla resa dei conti anche secondo me non cambierà niente, cioè nel senso che il candidato migliore poi alla fine riuscirà a convogliare su se stesso il maggior numero dei partiti, e molto probabilmente questo verrà riconosciuto anche dall'elettore, quindi vedrete che poi probabilmente c'è anche un risparmio di soldi, insomma non si torna a votare la seconda volta, no? Dopo 15 giorni. Credo che saranno difficili i secondi turni con questa chiarezza, tra virgolette, tra le coalizioni, anche perché non ci sarà più bisogno di andare al primo turno da soli sperando in contrattazioni delle vacche, come sono successe magari non ultimamente ma qualche anno fa succedevano, perché poi c'era chi in cambio di qualche assessorato chiedeva l'apparentamento al secondo turno. Queste cose non si verificheranno più, insomma ci sono tanti aspetti positivi, no? C'è qualche aspetto positivo in tutta questa situazione qua. Maggiore chiarezza, maggiore semplificazione, 2 candidati o 3 o 4, perché poi ci saranno sempre le piccole liste che andranno per conto proprio, però 2 candidati forti, riconoscibili, e l'elettore sa che insomma al primo turno si vince, e questa secondo me è una cosa molto importante. Paolo, per la replica, anche se insomma avete delle posizioni Ma distanti. sì, no, boh, io confermo che è stato secondo me un errore cambiare un sistema che comunque funzionava, nel senso che al primo turno si dà la possibilità a tutti di presentarsi, di presentare un candidato sindaco, tra l'altro anche di scegliere ovviamente le varie liste, di appoggiare un candidato come candidato sindaco, come è avvenuto in tante elezioni, e poi al secondo turno i 2 candidati maggiormente votati se la vedono. Io credo che sia un sistema completo che dà la possibilità al cittadino al primo turno di scegliere, fare una scelta più di parte, di lista, e quindi votare la lista e il candidato sindaco che sceglie quella lista, e poi al secondo turno di scegliere il candidato migliore fra quelli che sono stati più votati. Io credo che questo sistema, quello dei comuni, che è anche quello più antico, sia uno dei sistemi, diciamo, che ha meno difetti, perché poi non dico migliore, ma è quello che ha meno difetti, perché poi ovviamente tutti i sistemi hanno delle criticità e dei pregi. Mm. Questo passaggio, questa modifica, secondo me, è assolutamente peggiorativa e poco incentivante alla partecipazione e alla rappresentazione democratica. Antonio, chiudiamo. Ma le regole, l'importante è saperle prima, insomma, voglio dire, poi non hanno mai avvantaggiato nessuno. Ci sono state nella storia della Repubblica Italiana tanti governi che hanno cercato e pensato di fare dei sistemi elettorali per avvantaggiare la propria parte, poi alla fine è finita male, quindi di solito si fanno le regole a seconda di difetti che sono stati magari trovati nei sistemi precedenti, e poi alla fine, quando le regole si sanno che sono uguali per tutti, vince sempre poi chi ha il vento in poppa, chi viene riconosciuto di più. Cioè, insomma, i meccanismi per vincere le elezioni non dipendono sicuramente dal sistema elettorale, dipendono da 1000 altri fattori. Quindi regole uguali per tutti, si vince col 40%, potrà vincere il centro-sinistra col 41%, potrà vincere il centro-destra col 41%. Che vinca il migliore. Perfetto, prima di chiudere, come sempre, riproponiamo il giochino dell'anno scorso, anche quest'anno Oh. ovviamente attualizzato, ovviamente, visto che, insomma, quindi, visto che siamo a settembre, vediamo un po' il borsino come si sta evolvendo. Per cui la domanda che vi faccio, al momento, quindi al 15 settembre 2025, secondo voi chi è in pole position per essere candidato sindaco dell'altra coalizione? Antonio, prego. Bah, senza dubbio, secondo me è Russo, ma lo do per scontato, insomma. E poi, come si chiama? Jaluz, uno dei due. Credo che la lotta sarà tra loro due, non lo so. Questa è l'impressione che ho io personalmente. Paolo. Io direi Federica, perché non risolvono il discorso del terzo mandato di regione, quindi secondo me è in pole position, almeno che non abbia mire romane, che potrebbe anche essere, oppure diciamo qualche giornalista outsider schierato a destra. Giornalista? Sì. Non posso fare nomi. Va bene, insomma.
Non è Luca Marsi, non è no, Luca Marsi. magari qualche aiutino, Paolo, magari per... Vabbè, più avanti, la prossima volta che mi inviti. insomma, questo è un nome nuovo però, E date effettivamente. una fascia di età almeno. Eh? Una fascia di età. Non so esattamente la sua età, ma Circa, direi 20, no, 30, 50, 80. direi intorno ai 40, ecco. Benissimo. Stefano, e chiudiamo. Io ovviamente non mi sbilancio perché vediamo come finirà il giochino. Io però per le elezioni invece credo che è da anni che l'italiano medio si lamenta e non va a votare. Quindi rendere il tutto più snello e più veloce, secondo me, è un modo per stare vicino al cittadino. E poi a livello tutto mio personale, a me proprio non piace che si candidano separati, visto che gli altri non vincono, poi si mettono d'accordo per cercare di beccare delle poltroncine. Ecco, questo secondo me è il modo di vederla del cittadino, poi non è magari ciò che accade, ma la percezione è questa. Ma non è sempre così, Stefano. Sì. La percezione, infatti ho detto, non ho detto che è così. No, la infatti. percezione alle volte può essere questa. Sì. Perfetto, benissimo. Ringraziamo per essere stati con noi Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Antonio Lippolis, esponente di Fratelli d'Italia, nonché consigliere comunale a San Dorligo, se non sbaglio. Sì, la nostra Stalingrado praticamente. Sì, perfetto, per cui... Stalingrado della provincia. Benissimo, grazie Paolo, grazie Antonio. Con Grazie, Stefano ci troviamo grazie a fra voi. 2 minuti per parlare di sicurezza. A tra poco.